La famiglia Re, attraverso un proprio comunicato stampa, esprime le sue considerazioni su quanto è successo. Alberto Re era un uomo prima che un padre, un marito, un nonno, un fratello e uno zio, un suocero, amante della vita, delle belle parole. Non amava infingimenti, lo ha fatto con garbo il suo stile di vita. Noi ci teniamo perché siamo la sua famiglia a raccontarlo, perché è l'uomo che mai si è sottratto all'onestà intellettuale e che ha sempre sorriso alle storture che possono capitare. Fino a qualche giorno fa, poi l'onda che sale, che scalfisce, che non arretra e che violenta verbalmente una persona ha consumato il vero danno. L'insano gesto, continua il comunicato stampa della famiglia dell'avvocato Re, è avvenuto in solitudine, nessuno della famiglia era presente, così come erroneamente era stato riportato. Lui, che era un moderatore, che amava la pace, donandola, ha combattuto con gentilezza quell'ingrato giudizio sommario, senza alcun fondamento che lo ha reso fragile. Alberto amava scherzare, conosceva la delicatezza della sua amata Agrigento e voleva così contribuire a elevarne il dibattito culturale. Non gli è stato concesso. Sui social viaggiano sentenze di condanna senza nemmeno il capo di imputazione. Si apre così una riflessione su quello che è accaduto. Lo si deve ad Alberto perché mai ci si possa trovare di fronte alla tempesta senza vestiti, perché mai ci si scaraventi contro un uomo con tale veemenza. Facciamo nostre le parole del prefetto romano, che ringraziamo per la sua grande lezione. È cruciale evitare il ripetersi di simili vicende. La critica politica e giornalistica legittima ha superato i confini dell'umanità. Tutti coloro che ricoprono ruoli amministrativi devono impegnarsi a prevenire simili disonori. Ringraziamo tutta la città di Agrigento, continua la famiglia Re, per l'affetto enorme che sta dimostrando nei confronti nostri. Quanti si stanno unendo al dolore perché conoscevano l'uomo e il suo spessore. Infine il comunicato stampa comunica quando saranno i funerali, che si terranno sabato mattina alle ore 11 presso la chiesa di Santa Lucia in via Empedocle.